Ben ritrovati con Padova Sport Flash. Oggi parliamo di sport e lo facciamo con Francesco Peghin, candidato sindaco a Padova per le elezioni amministrative 2022. Ciao Francesco, ben ritrovato e anche ben ritornato in questi studi, perché mi dicevi che qualche anno fa nel tuo passato di dirigente sportivo sei stato anche qua come ospite in una delle tante trasmissioni. Allora Francesco, come è noto, ormai come è arcinoto, hai preso parte a questa maratona, poi viene facile il parallelo con la maratona padovana di cui sei stato uno degli artefici, per correre a Padova. Intanto velocemente spiegaci cosa ti ha convinto a prendere parte a questa corsa. Ma quello che mi ha convinto è la passione per la mia città. Da sempre ho dedicato, al di là della mia professione di imprenditore, molto tempo alla città in vari ambiti, dalla rappresentanza al sociale, allo sport di cui sono stato dirigente, quindi la passione per quello che rappresenta Padova mi ha spinto a mettermi in gioco e a sacrificare anche il lavoro e la mia famiglia per la città. Esatto, imprenditore, lo ricordiamo, dell'azienda Blow Term, e la Padova Sportiva ti aveva conosciuto qualche anno fa, come dicevi, in passato non solo da sportivo, ma quello anche presente forse da sportivo, sì. No? Ma anche appunto da dirigente sportivo alla presidenza di Assindustria Sport. Vediamo che qualche immagine, appunto, l'abbiamo già menzionata, della maratona, l'abbiamo menzionata perché insomma possiamo dire che sei stato uno di quelli che poi l'ha fatta crescere, l'ha fatta un po' conoscere, poi sotto la tua presidenza ha raggiunto il record di partecipanti. Sì, la Maratona di Sant'Antonio quando è nata era una scommessa, ma fin da subito ha avuto un grandissimo successo e ha raggiunto i vertici in Italia, perché è stata al quarto posto per numero di partecipanti alla Maratona di 42 chilometri e raggiungendo anche un successo internazionale. Poi è diventata anche un contenitore di eventi sociali, di concerti musicali, di raccolte fondi, di tante cose, però l'aspetto sportivo fin da subito è stato molto rilevante. Sì, adesso purtroppo con il Covid sono 2 anni che si è fermata, però appunto è rimasto un appuntamento molto importante che coinvolge tutta la città, e adesso appunto è ben portata avanti, anche un po' modificata nel percorso, nel nome, da Leopoldo Destro, l'attuale presidente. Sì, da Maratona di Sant'Antonio a Padova Marathon. Chiaramente ogni evento sportivo deve avere un'evoluzione, perché sennò diciamo si siede. Leopoldo gli ha dato questa spinta. Francesco Peghin, che appunto non è solo legato alla maratona, ma anche a livello sportivo locale al calcio Padova. Dopo l'attuale sindaco Sergio Giordani, che tu conosci, in realtà proprio conosci bene, che è stato presidente del calcio Padova, adesso c'è un ex vicepresidente che si avvicina. Ecco, ma cosa ti ricordi, che cosa ti porti dietro di quell'esperienza da vicepresidente del calcio Padova? Ma al di là dei ruoli, io sono sempre stato un appassionato del calcio Padova. Ricordo molte partite, l'anno che il Padova fu in Serie A, e quando sono stato vicepresidente c'è stato il famoso spareggio con il Novara, dove la Serie A ci è sfuggita proprio all'ultimo momento. Eri presente anche al Piola, vero, mi pare? Sì, siamo andati tutti i dirigenti con il pullman famoso, con tutte le istituzioni della città, nella speranza insomma di raggiungere la Serie A. Purtroppo è andata diversamente, ma Padova è una città da Serie A, deve tornare in Serie A, e quindi io spero che questa proprietà attuale possa farci raggiungere il sogno. Ecco, è importante, questo è ovviamente il contenuto, ma poi c'è anche il contenitore, che è importante, che è lo stadio, perché sappiamo che è una struttura che è stata molto bistrattata negli anni, è stato oggetto di molte discussioni, un cruccio anche per molte amministrazioni passate. Vediamo allora un attimo come sta procedendo il progetto del restyling, in realtà che coinvolge la curva sud. Eccola qui,
Un progetto che da una parte effettivamente raggiunge lo scopo di avvicinare i tifosi, gli ultras al campo, dall'altra però a livello estetico, almeno personalmente, dico che è proprio brutto da vedere. Se già era brutto prima, così è ancora più brutto. Non so, Francesco, tu cosa ne pensi e che idea hai sullo Stadio Euganeo? Ma bello non è, ma in generale bello non è l'intero Stadio Euganeo, Sì. però questo abbiamo e credo che in futuro, se la società vorrà investire nello stadio o nel progetto che sento di una cittadella lì attorno, io credo che chi vuole investire dovrebbe essere facilitato e mi pare che questa proprietà abbia intenzione di rimanere a Padova stabilmente. Devo dire riguardo alla curva che ci si aspettava che arrivasse prima, mi pare che siano in ritardo i lavori, quindi Sì. non la vedremo a breve, i costi sono aumentati, quindi ogni volta si va in queste situazioni complicate, quindi speriamo insomma, che arrivi il prima possibile. Diciamo che però il progetto, quello che era stato portato avanti e poi interrotto da Massimo Bitonci del plebiscito non è più attuabile perché insomma, la società ha fatto capire bene che le ambizioni sono quelle di andare in Serie B e poi magari in Serie A, per cui è inutile tarpare le ali con uno stadio piccolino, questo si può dire, no? Io penso che la cosa più importante sia riportare le persone allo stadio, perché mi pare che in questi, al di là del periodo del Covid dove non si poteva andare, comunque gli affezionati mi sembra siano meno di una volta e quindi penso sia un compito della società in generale, comunque di tutta l'amministrazione, di cercare di riportare la gente a tifare per la propria squadra e piazze come, lasciando perdere Bergamo che ormai è arrivata a livelli altissimi, ma piazze come Verona o altre piazze c'è una maggiore affezione alla propria squadra. Io penso che sia un compito importante per tutti questo, perché Anche perché, Francesco, scusami, ma Bergamo non ha niente più di Padova come città, come no, infatti, potenzialità. Cioè, infatti anzi, a Padova il calcio è qualcosa che spesso viene visto come il fiore all'occhiello di una città, al di là dei tantissimi sport bellissimi, quindi penso che ci debba essere sicuramente un lavoro di squadra tra l'amministrazione e la società per riportare il più possibile la gente allo stadio. investire nello stadio poi cosa significa? Tu da imprenditore, da anche ex presidente di Confindustria, significa però anche vederci oltre, però non è facile coinvolgere imprenditori. Ma insomma la curva sembra un po' un rattoppo, dopo chiaramente bisognerà agire anche su altre parti dello stadio, purtroppo l'Euganeo è quello che è, non piace a nessuno, ma finché non si riesce a creare attrattività per la squadra, riportare la squadra ai livelli che le compete, è anche difficile trovare degli investitori che mettano le risorse necessarie per magari rifare lo stadio in una maniera più adeguata, che sia quella bomboniera che vorremmo. Sì, quindi prima bisogna vedere i fatti e dopo magari arrivano gli investitori. Sì, io penso di sì. Sì. Allora, poi magari accenniamo anche agli altri sport della città, ma ti volevo chiedere sempre sul calcio Padova cosa ne pensi dell'attuale governance e hai avuto modo di conoscere anche il presidente, il maggior azionista Joseph Gurlian e se ti sei fatto anche un'idea del perché ha scelto di investire a Padova? Ma sì, ho conosciuto sia Gurlian che la bravissima amministratore delegato Alessandra Bianchi. Le motivazioni non le so, però la mia opinione è che non li si debba perdere perché hanno già investito moltissime risorse in città, credo che abbiano intenzione di continuare ancora. E questo è un valore perché oggigiorno trovare degli investitori così importanti non è facile, quindi io credo che vadano appoggiati e seguiti perché hanno le potenzialità per portare il Padova in Serie A ed è quello che ci auguriamo e che da sindaco cercherei sicuramente di appoggiarli per riportare la squadra dove le compete. E hai già invece qualche priorità in mente per lo sport locale, qualche progetto che vorresti
realizzare per Padova, per la Padova sportiva? Ma io credo che bisogna soprattutto investire sullo sport di base, perché io ho sempre visto, lo sport è sempre stata la mia passione, la mia vocazione, al di là della mia professione, e sono ancora più appassionato di sport che della mia professione, e credo che vada visto lo sport come mezzo educativo dei giovani, quindi investire su tutti quegli aspetti dello sport, delle piccole società che svolgono un'attività meritevolissima per cercare di portare i ragazzi a non andare sulle strade, vedi baby gang e quant'altro, ma fargli fare un'attività che poi gli servirà tutta la vita, e quindi credo che questo tipo di attività un comune debba farle in maniera massiccia e preponderante rispetto allo sport di vertice. Sì, ecco, come dicevi appunto a Padova lo sport è un settore dinamico, ricco di talenti, ma con tantissimi anche tesserati. Diciamo che, dicevi prima, Padova magari merita qualche squadra in più nella massima categoria, in qualche disciplina un po' tardata, penso ad esempio al basket, dove da tanto tempo manca una squadra nelle principali categorie. Sì, noi come... Tu sei anche appassionato di basket, tra l'altro. Io da bambino è stato il primo sport che ho praticato, il basket, al patronato di Santa Sofia. Ricordo che partivo in autobus dall'Arcella per andare al patronato, esatto, per giocare esatto. all'aperto, si giocava estate e inverno. E noi siamo, la mia azienda è anche sponsor di una squadra di basket padovana, l'UBP, e quindi sì. che prima in classifica, Guerriero. adesso quindi speriamo che faccia il salto, ritorni in Serie B. Chiaramente sì, il basket è il secondo sport in Italia come seguito, eccetera, e da molti anni che a Padova non si trova a grandi livelli. Io auspicherei la fusione tra Virtus e UBP, e quello potrebbe dare uno slancio importante alla città e permettere di fare una squadra che possa ambire a livelli alti. Hai nominato l'Arcella, c'è anche l'Arcella Calcio che sta facendo molto bene, tra l'altro, perché adesso potrebbe andare in Serie D e quindi ha una categoria di distanza solo dal Calcio Padova, un quartiere enorme. Beh, è una città l'Arcella. È una piccola città nella città, per cui anche quello potrebbe essere una situazione suggestiva per Padova, un po' come Chievo e Verona. Un po' come Chievo e Verona, insomma sarebbe la terza squadra nel calcio professionistico dopo Padova e Cittadella. Ecco, qualche altro sport che segui con particolare interesse nel padovano? Ma io sempre, non ce n'è uno in particolare, perché a me sono sempre piaciuti tutti gli sport. Il tennis è uno sport crescente che a me è sempre piaciuto molto, lo seguo non particolarmente nel padovano, ma in generale. Io tuttora gioco a squash, che è un po' una categoria. Quindi, insomma, e sei rimasto tra i pochi perché adesso è stato soppiantato dal padel. Mi dicono che lo squash sta andando un po', sta passando di moda per lasciare spazio al padel, mentre tu resisti. Ho provato a giocare a padel ed è bellissimo, infatti ha un successo incredibile, però lo squash è un po' più dinamico, più intenso, per cui non l'ho abbandonato ancora. Magari fra qualche anno, quando sarò più vecchio. Più che altro ci vogliono delle ginocchia d'acciaio, come anche il calcetto. Per chiudere, Francesco, uscendo un po' dallo sport e parlando un po' della Padova che da padovano vorresti vedere in futuro, se dovessi tu definirla con 3 aggettivi, visto che questo format si chiama Padova Sport Flash, dobbiamo essere concisi, come te la immagini con 3 aggettivi la Padova futura? Ma prima di tutto una Padova attrattiva che la riporti ai livelli che le competono e ai quali purtroppo non si trova. Diciamo, una città come Verona, che non ha niente di più di Padova, in questo momento è più attrattiva, quindi questo è il primo aggettivo che userei. La secondo, una città innovativa, e ce ne sono tutte le potenzialità, penso al nuovo ospedale e a tutto ciò che potrà ruotare attorno a quell'ospedale, cervelli, aziende, ricreare e si collega sempre comunque con l'attrattività. E infine il terzo aggettivo che userei, una Padova più sicura, perché questo è un problema che in città
C'è uno nel centro, te lo dico da abitante del centro, insomma, non è così sicuro come... Quello è l'assurdo, perché in realtà nelle periferie questo tema è sentitissimo, ma Sì. anche in centro sento molti anziani che incontro in questi giorni che mi chiedono proprio di impegnarmi Più in quel senso controllo, lì, più perché controllo. problemi ce ne sono. Va bene, Francesco Peghin, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua maratona personale, quella che ti porterà poi a... quali sono i giorni che si voterà? Ancora non è stato Non si sa fissato. ancora, non si sa, comunque tarda primavera. E vabbè, in bocca al lupo, poi magari nelle prossime settimane parlerai anche un po' della tua squadra, un po' meglio, no? Non so, per esempio il Certo. futuro assessore allo sport, lo state già individuando? Non Avete ancora, qualche è tutto in nome? evoluzione. Comunque crepi il lupo, grazie a te, grazie ai telespettatori. Grazie Francesco Peghin, noi continuiamo a parlare ovviamente di Padova, di calcio Padova e Padova e sport padovano su padovasport.tv. Grazie ancora.